La storia comincia con Campagna Domenico, che era un giovane intraprendente, figlio di commercianti, che decide di provare così, aveva solo 20 anni, a provare a fare la grappa per venderla nel negozio di famiglia, un negozio di famiglia dove si vendeva di tutto, commerciavano soprattutto in pellame di Campania. E questa nuova iniziativa ebbe molta fortuna, tant'è che nel 1904 Campagna Domenico, con i soldi fatti con i proventi della sgnapperia, così si chiamavano, così l'avevano battezzata i contadini del tempo, la rivendita del Campania. Ecco, lui riuscì a trasferire l'attività nella sede attuale nel 1904, è da qui che si trova da allora la distilleria Pagura, passata poi a Lindo Pagura, figlio adottivo del Campania, e poi Domenico Pagura, mio padre, e la famiglia attuale che lo gestisce, io assieme a mia sorella, appunto.